Amici, salve a tutti, ci troviamo a Trapani per comunicare una cosa davvero urgente, ma che dico urgente? Urgentissima! A fianco a me ho Giuseppe, 39 anni di Trapani, che è in cerca costantemente e assiduamente dell'anima gemella, della donna ideale che fino ad oggi purtroppo non ha potuto incontrare. Ciao Giuseppe! Ciao! Allora Giuseppe, tu innanzitutto sei un cliente abituale qua del nostro programma Strano Mondo Siciliano, sì, ma purtroppo nonostante queste tue apparizioni non hai potuto incontrare questa donna. La ragazza giusta, ideale della mia vita. Intanto è strano perché tu sei un bravo ragazzo, sei un esemplare unico come uomo, perché sei un uomo davvero... E qua a me non è Roma, perché io posso dire che io non ho mai stato mano alle femmine, cose, esatto. Un ragazzo serio. E noi più avanti puntualizziamo anche questo. No, è la verità. Esatto. Va bene Peppe, parlaci un po' di te, dai modo a queste telespettatrici che ti stanno guardando di conoscerti meglio. Allora, io sono un ragazzo semplice, solare e cerco una ragazza che sia come me, seria, sincera, onesta. Esatto. Perfetto. Ritornando al discorso, tu già ha molto tempo che tu fai gli annunci qua a Strano Mondo Siciliano, ma dico non hai acchiappato fino adesso? Fino adesso no, mi hanno chiamato però solo... Cioè ti chiamano ma... in giro, eccetera eccetera. Senza acchiappare niente. Infatti. Giustamente è una cosa stressante. Perché io voglio proprio una ragazza seria, perché anche il ragazzo come me è difficile trovarlo, posso dire, perché... Tu non mi sembri un tipo che abbia delle aspirazioni sul tipo di donna? No, io se trovo... Non vai cercando la luna, non vai cercando... Io cerco una ragazza semplice. Una ragazza semplice. Però che sia una ragazza che veramente ci tiene, come me, che la pensa come a me. Certo, certo. Vabbè, l'età di questa donna che andiamo cercando? Tu hai 39 anni, quindi questa donna da che età deve partire? Né troppo grande né troppo piccola. Quindi partiamo da una base dai 30 in su? Ma dai 28 ai 35. Dai 28 a 35. Perché diciamo dai 25 ai 35? 25 ai 35. Se ne viene qualcuna di 40 che si presenta bene, l'accetti? Sì, questo sì, no, non fa niente, sì, l'accetto. A tempo di fame, caro Peppe, si accetta tutto. Va bene Peppe. Sì. Preferenza di aspetto fisico, bionda, bruno? A me piacciono sia bionde e brune, però anche ragazze che hanno capelli neri, non fa niente. Cioè, l'importante ti deve colpire a colpo d'occhio. Sì, che mi deve colpire, sì, che sia una ragazza simpatica, perché ho anche i miei gusti. Certo, certo. Va bene Peppe, tu lavori? Ho fatto però 3 mesi qua a scuola, questo è qua articolo 10. Però attualmente non lavori? Ora però sono fermo, ora ho rifatto la domanda e mi sono messo in graduatoria, appena finiscono questo ottobre poi entro di nuovo. Sei automunito, la macchina ce l'hai? Ho la patente però la macchina non ce l'ho. Niente. Vabbè, l'importante è insomma la salute. Sì. E poi a piedi uno si sposta con i mezzi pubblici, può andare dove vuole. Sì, ma io se trovo una ragazza giusta io ci vado pure col treno, col pullman, questi problemi. Vabbè, preferenze di città ne hai? No, in città no. Niente. Sembra più vicino però è meglio. Esatto. Vabbè, riguarda invece ora te, il tuo carattere. A casa te la cavi a fare le pulizie, non so, a cucinare? Io a casa sono solo. Quindi a cucinare, a fare ti batti tu stesso per te? Sì, tutte cose solo faccio. Fai tutto tu? Tutto di solo. Quindi sei bravo a cucinare, sei bravo a fare le pulizie, ti adatti a tutto? Sì, però voglio una ragazza. Ragazze, dove lo troviamo un uomo del genere con questa crisi che c'è? Dove lo troviamo? Vedete che vi sto proponendo un buon partito, attenzione, e soprattutto oggi come oggi, nel 2014, dove combattiamo assiduamente col femminicidio, io vi propongo Giuseppe. Non ha mai alzato le mani ad una donna, hai mai dato uno schiaffo a qualcuno? Ma manco mezza, Una parolaccia, una pedata, non so, qualcosa del genere? No. Niente. Anzi, vi posso dire che ha avuto delle brutte esperienze perché una volta una donna gli ha alzato le mani per una brutta parola ed è finita all'ospedale. Fortunatamente non ti ha fatto nulla. Mi pigliano all'occhio però. Per cui, ragazze, oggi come oggi, dove lo trovate un uomo del genere? Dove lo trovate? È una cosa impossibile. Neanche a pagarlo a peso d'oro. Amiche, io vi propongo Giuseppe, 39 anni di Trapani, che è proprio l'uomo adatto a voi. Giuseppe, ora io... Di fare corna pure. Poi giustamente... Mi piacciono pure, né da parte della ragazza né... Sì, giustamente, ripeto a dire, Giuseppe ha già un bel pezzo che è single. Annoiato, sempre col fai da te, basta. Giuseppe ha detto basta, Giuseppe ha bisogno di una donna. Per cui fatevi avanti perché è un buon partito, ripeto. Lei è una donna veramente proprio con la testa... Che lo rispetti, se ha la macchina è meglio. Sì, usciamo, passeggiamo, collaboro anche con lei, mi sembra giusto, però che sia seria, una ragazza seria. Ripeto, casalingo, non alza le mani alla donna. Quando succede qualche discussione si cana la testa e se ne va. È il classico siciliano, come dire, cumanno io e de sutta tavolo nescio. Dico bene? Per cui, amiche, approfittatene. Giuseppe, ora io ti lascio il microfono e tu fai una specie di autopresentazione, ti presenti con queste donne che ci stanno guardando. Vediamo se questa volta possiamo trovare la donna ideale, va bene?
Salve, sono Giuseppe di Trapani, sono alto 1,70 m, occhi verdi e capelli castani e sto cercando da assai tempo una ragazza ideale che faccia per me, seria, sincera, onesta e brava, e che soprattutto non mi faccia le corna. Se tu sei quella adatta per me, chiamami, però se mi devi chiamare mi devi chiamare sincera, non col tanto per al vento. Chiamatemi. Perfetto, era un bel messaggio, complimenti Giuseppe, ti sei fatto capire benissimo. Ripeto, amiche telespettatrici, donne che state guardando questo bel giovanotto di 39 anni, ripeto, ma dove lo andate a trovare con questa crisi che c'è? Ripeto, noi ripetutamente siamo nel 2014 e combattiamo assiduamente col femminicidio. Dico Giuseppe, una persona che non ha mai alzato le mani a nessuno, a nessuna donna, li rispetta al massimo. Dico, quando c'è qualche discussione si cala la testa e si nasconde, non obietta mai su nulla, accontenta sempre la sua lei. Ma dove lo trovate? Dove lo trovate con questa crisi che c'è? Io alle discussioni ragiono, però non gli alzo mani a certo, trovare un uomo come te è difficilissimo. Sì, difficilissimo. Sì, con me è proprio difficile, con me. Certo. Si accontentano a stare, questo dico, che si accontentano a stare, che è la verità, sto dicendo, a stare col baldacino con i ragazzi sistemati. Certo. Questo lo dico perché non hanno a dirlo, è la verità. Vabbè, questo è tutto, amiche telespettatrici, per tutte quelle di voi che lo volessero contattare non possono fare altro che chiamare al suo numero telefonico che adesso Giuseppe ripeterà. Vai Giuseppe, bello chiaro e lento. Aspetta a chiamare. Prendi il telefono. Un attimino, sì. Un attimo solo che. Il numero ancora il nome non me lo ricordo bene a memoria. Cambio niente contro sole. Un attimino perché. Un'altra cosa, trattatelo bene nel momento in cui lo conoscete perché se lo merita, è un bravo ragazzo. Non vedo niente, c'è il sole. C'è il sole, non vedo niente. C'è il sole? Sì, non riesco a vedere. Mannaggia. No, non riesco a pigliare. Mettete così? No, non vedo proprio niente. Allora, che devo andare in rubrica. Io non lo vedo. Aspetta, forse ce l'ho io. Un attimo solo. Lo vedi? Sì. Allora rivolgi verso la telecamera. Allora, il mio numero è 342 60 08 773. Allora ripeti più lentamente e bello chiaro. Allora ripeto, 342 600 8 773. Questo è il mio numero di telefonia, se volete contattarmi, però deve essere una ragazza che veramente ci tiene a contattarmi. Perfetto, ha detto tutto, per cui amiche telespettatrici, donne che partono dai 25 fino ad arrivare a 40 anni, chiamate Giuseppe perché Giuseppe è veramente un buon partito, si merita di trovare l'anima gemella. Ripeto, stanco di combattere col fai da te già da diversi anni, ha deciso di proprio non aver che fare più col fai da te, lui vuole avere l'anima gemella, la donna ideale, per cui chiamate Giuseppe. Dico bene Giuseppe? Sì, anche perché pure sono anche stufo di combattere non per cosa con gli amici, ma io voglio una ragazza a fianco a me. Che è la verità è. Esatto. Questo è tutto per i cuori solitari. Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Giuseppe. Ciao ciao, chiamate, vi raccomando. Ciao. E che lo tratti bene. Ciao ciao. Oh yeah!